Ciao Linda, Adesso. ciao Sergio, Buonasera. ci siamo, eh? Buonasera. Sono qua. Scusami. Allora, ho risposto al vostro WhatsApp, ripeto, le foto, il video, noi abbiamo cercato di far capire solamente in parte quello che è accaduto. Io sono qui per cercare di darvi una mano. Vuoi raccontare tu, Linda, che cosa è successo esattamente? Perché tu peraltro eri presente e sei Sì. scampata per un attimo, no? Sì. Allora, Dimmi, amore. in seguito a dei rumori, no? Mio padre, la mattina del 7, è uscito fuori e ha bussato con grande educazione e calma alla porta dei nostri vicini. Al che è uscito uno di loro e credo si possa dire il capofamiglia. E subito è partito con che te ne importa a te, quello che faccio io. E al che mio padre fa per rientrare. E la frase è una: state puntati, ve la devo far pagare. E dopo di questo non abbiamo capito niente, sono usciti tutti quanti, la moglie, i figli, e ci hanno aggredito. Ci hanno aggredito e mio padre a un certo punto è caduto a terra perché ha avuto un pugno, ha perso i sensi, no? E mia mamma, che intanto stava cercando di separare la vicina da un'altra vicina che l'aveva aggredita, no? E io e mia mamma abbiamo visto mio padre a terra, l'abbiamo preso, lo siamo riusciti a portare dentro, che era un po' privo di sensi. Scusa se ti Abbiamo quasi chiuso la interrompo. porta. Linda, scusa se ti Sì, interrompo, voglio precisare, vabbè, noi siamo a Casoria, in provincia di Napoli, e voglio precisare che il tuo papà è invalido al 100%, peraltro, no? Se hai voglia di dire tu per quale motivo è invalido, ma comunque il tuo papà è invalido al 100%. Sì, mio padre. posso dirlo anche io. Dimmi. Io sono un malato oncologico e sto in cura. E poi ho problemi cardiologici e in più sono ipovedente. E niente, attualmente ho sospeso pure le cure perché per me è prioritario sapere le condizioni di mia moglie. Finché mia moglie non esce dall'ospedale io non riprendo le cure. Dove sta, Linda, dove sta mamma? Mamma Giuseppina dove sta? Al Cardarelli, è vero? Mamma sta in ospedale. A Ma Sta in che, ospedale Casarelli. e ma non che sappiamo cosa? quando esce. Ma perché è stata ridotta così? Come? Con una bottiglia? Con cosa? Con Come? una bottiglia. Hanno continuato l'aggressione in casa nostra, no? Ah, in Sono casa? entrati e ci hanno dato. Sì, sono entrati, sono riusciti a entrare in casa e hanno dato una bottigliata in testa. Che questa bottigliata era inizialmente, cioè, Diretta. rivolta verso di me. Però mia mamma, che è stata molto pronta, subito ha visto, no? Queste mani con queste bottiglie, questi mattoni, no? Mi ha dato una gomitata, mi ha spinto e quindi mi ha salvato. Mi ha salvato. Allora io ero troppo lontana e il colpo, diciamo, l'ha rivolto verso di mia mamma. Che poi questo colpo mi ha preso anche a me in parte, che vabbè, però mia mamma ha avuto la peggio che sta in Ma ospedale. che gli è successo a tua mamma? Perché è ancora ricoverata? Cioè, spiegalo tu, perché io non ho voluto fare Arrivata, vedere il video pieno, ovviamente a pieno, però io ho visto che aveva in faccia tua mamma. è arrivata in codice rosso perché ha perso molto In sangue. fin di vita. In fin di vita, diciamo, è arrivata. E poi hanno cercato di ricostruire questa parte della fronte che era tutta lacerata, Fronte, diciamo sopracciglio, così. tempie. E poi hanno aspettato che si riprendesse fisicamente, dopodiché hanno deciso di optare per un intervento ricostruttivo, nel senso Alla che faccia. hanno prelevato Hanno alla prelevato? fronte, diciamo, hanno prelevato
ho un pezzo di pelle dall'interno coscia e l'hanno impiantato sulla fronte di mia moglie. Calma. Scusatemi. Sergio, ascoltami. Sono immagini che non Non si riusciamo dalla... a eliminare. Siamo male e noi non ci sentiamo al sicuro, noi abbiamo paura, noi abbiamo bisogno di un aiuto. Ci dovete aiutare perché noi così non possiamo vivere, sapendo che abbiamo queste bestie ancora a fianco. Barbara, io mi sento ancora il sangue che mi scorre fra le mani, capisci? Non riesco a dormire, non mangiamo. Cioè, come vivremo noi? Io chiedo solo giustizia, che Quanto prima. che sia veloce, perché Ma- questi non hanno diritto Ma proprio la cosa di stare al mondo. La cosa assurda, perché voi, poi adesso vedrete, perché noi ovviamente come sempre, no? Voi ci raccontate le cose, noi cerchiamo anche le altre persone, soprattutto quando si tratta di vicini di casa, cerchiamo di far ragionare, di trovare un punto d'incontro, perché come dico sempre io, la vita già è piena di tanti problemi e tu Sergio ne sei testimone, anche litigare con i vicini di Certo. casa, ma poi per una lavatrice. Certo, Per una lavatrice, ma ci lì, sta una discussione. per il ballatoio, una perché hanno preso un discussione pezzo di condominiale. ballatoio. No, cioè. sì, volevano appropriarsi del ballatoio. Volevano mettere un muro, un cancello, che so, la lavatrice che praticamente sarebbe venuta posizionata nostro sotto al campanello. nostro campanello. E Ma insomma, non bastava, non ritenevamo bastava giusto, chiederlo o mettersi d'accordo, no? Si evitava tutto questo adesso. no? Ma tutta questa violenza perché mio padre ha bussato alla porta per fare una domanda, per chiedere cos'è questo buco, cosa state facendo. Cioè, ma è normale, per una domanda, nemmeno un'affermazione, una domanda, tale violenza. Hanno reagito come se si trovassero davanti, come se fossero trovati 10 uomini armati con una rabbia, una violenza inaudita. C'è bisogno di fare qualcosa perché sono persone violente. È capitato a noi, però può Poteva ricapitare capitare. a chiunque. Guarda Linda, noi siamo andati E a cercarli, devono prendere no? provvedimenti. Il nostro inviato Vito Paglia ha cercato, perché ripeto, noi non possiamo fare altro che cercare di mettere d'accordo, di far pace, di far chiedere scusa, anche se questa è una cosa gravissima, di violenza gravissima, però proprio perché dovete continuare a vivere sullo stesso pianerottolo, di cercare una soluzione, perché se no che vita è per voi e pure per loro? E siamo andati a cercare di parlare con loro, guardate. Ecco, giustamente il mio inviato voleva almeno, no, il numero dell'avvocato per sapere la loro motivazione, la loro versione, e invece non siamo riusciti ad avere neanche il numero dell'avvocato. Ci sono delle indagini, come è giusto che sia, perché naturalmente Giuseppina è arrivata in ospedale, tu dici quasi in fin di vita, quindi in quella situazione aveva perso tanto sangue, ovviamente c'è stata una denuncia e quindi ci sono le indagini. Noi siamo qui a disposizione per cercare naturalmente un minimo di incontro, perché questo è il nostro obiettivo principale. Nel frattempo, Linda, tu hai fatto il tuo appello, anche Sergio, adesso non vi preoccupate perché Giuseppina ora si riprende, stai tranquillo Sergio, Giuseppina si riprenderà, le hanno fatto l'intervento, Speriamo. tornerà a casa, però posso chiederti una cosa Sergio? Posso? Sì. Posso chiedergli per cortesia di riprendere le cure? Perché se poi Giuseppina sa che tu hai interrotto le cure, visto che sei un malato oncologico, poi si dispiace ancora di più. Posso chiederti questa cosa? La nostra vita si è fermata. Io non vado a scuola, non viviamo proprio più. Non viviamo proprio più. Barbara, È difficile. Lo so. Barbara, sono Vito. Sì, dimmi Vito. Volevo solo dirti, Sì. io ho vissuto attimi in cui ho visto il terrore negli occhi di Linda perché ma papà lo era vedo, sceso ma lo a vedo. prendere l'avvocato Reggi che li sta Ah, sta seguendo. là. A un certo punto Sergio non rispondeva al telefono, le mani di Linda hanno iniziato a tremare, Barbara, credimi, in una maniera che mi ha fatto star male a livello fisico.
una cosa, l'appello dell'avvocato, avvocato, noi oggi siamo qui anche per chiedere di fare presto. Certo, ringraziamo la vostra trasmissione, ringraziamo la signora D'Urso per averci dato questa opportunità. Di base i miei assistiti sono terrorizzati. Lo vedo. Lo Come ha detto Linda, la loro vita si è fermata. Lo comprendo. Voglio evidenziare anche che la signora Giuseppina, che per motivi ovviamente di correttezza, di rispetto e di deontologia ancora non ho potuto conoscere, perché ovviamente ci sono una serie di limitazioni da rispettare, è una donna che è stata, come dire, violata nella sua identità di essere umano, perché le è stato completamente deturpato il viso. Comprendo anche il terrore negli occhi di questa ragazzina, bellissima peraltro, comprendo il terrore, Sergio. Speriamo che venga fatto tutto e si risolva tutto velocemente, però davvero cercate minimamente di riprendere la vita aspettando mamma a casa, perché mamma che ha già subito, ve lo dico da mamma, no? Mamma che ha già subito una violenza così forte, poi si sentirà ancora peggio sapendo che voi state male. Quindi fate almeno un piccolo sforzo per accogliere di nuovo mamma con un sorriso e riprendere la vita. E poi intanto vanno avanti le indagini e giustizia verrà fatta, va bene? Vi mando un abbraccio grande. Speriamo.